È accaduto qui, siamo proprio nel corso principale di Rota Greca, piccolo centro alle porte di Cosenza. Ieri sera, poco dopo le 10, in questo stabile che vedete alle mie spalle, un anziano ha ucciso la moglie. Stamattina regna il silenzio in questa casa che è stata posta sotto sequestro. Al primo piano l'anta del balcone è ancora aperta. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Mario Spanarelli, 87 anni, ha ucciso la moglie Antonella Musacchio, di 82, colpendola prima con un bastone, poi con alcune coltellate. L'anziano, resosi conto di quanto aveva fatto, è uscito di casa per raggiungere la figlia, che abita poco distante, e le ha raccontato tutto. È stata proprio la donna, insieme al marito, ad allertare i militari. Le indagini coordinate dalla Procura di Cosenza. Dalle verifiche è emerso che la vittima era malata da tempo, soffriva di demenza senile. La convivenza per i coniugi che vivevano da soli era diventata difficile. L'uomo era esasperato. L'omicidio nel giorno dedicato ai defunti. L'87enne è stato posto ai domiciliari a casa della figlia. Il paese è sgomento, per le strade si respira il vuoto di un lutto incomprensibile. Qualcuno si ferma a guardare l'abitazione dove solo fino a ieri abitava una coppia invecchiata insieme. Già insieme, ci raccontano, avevano fatto dei sacrifici, lavorato, portato avanti la famiglia. Lui aveva un piccolo negozio. A turbare l'armonia era arrivata la malattia insidiosa, quella che trasforma i propri cari in persone sconosciute. Le mura di casa sono diventate altro rispetto al focolare domestico. C'è poca voglia di parlare, ma tutti li ricordano così. Persone tranquille. Persone squisitissime, non ci sono commenti su queste cose, signor.